Il valore della cultura classica al centro delle giornate, oggi è la prima, organizzate dalla Fondazione Empedocle in sintonia con l'omonimo liceo. La fondazione non si occupa soltanto della incentivazione degli studi classici, ma si occupa anche di problemi sociali. Tra i problemi sociali che abbiamo cercato di individuare, noi abbiamo appunto fatto riferimento alla città, alla polis, intesa non soltanto come luogo che riguarda i cittadini, ma la polis nel concetto greco di società e Stato. Quindi la polis costituisce lo Stato con i suoi elementi essenziali, che sono costituiti dai soggetti che la governano, dai cittadini che vi abitano e dalle soluzioni e dalle prospettive per il miglioramento sia del territorio che dei cittadini stessi. Quindi questo lavoro che noi abbiamo inteso attuare riguarda appunto questi problemi sociali che la Fondazione crede di poter attuare con questi vari argomenti che tratteremo nelle giornate che voi conoscete. Nascita e sviluppo della città nel mondo greco è stata la sua relazione. Sì, spero di avere chiaramente dimostrato come i caratteri costitutivi di quella che noi continuiamo a chiamare città siano nati agli albori della civiltà greca in età geometrica. Ecco, lei ha citato più volte Agrigento, è una città per le sue caratteristiche. Beh certo, Agrigento era una delle più importanti città del mondo greco, una città che fin dall'inizio ha avuto uno sviluppo urbanistico notevole con una serie di elementi costitutivi della città che ad Agrigento sono leggibili attraverso gli scavi archeologici che sono stati fatti nei decenni.